Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, sempre qui nel canale scacchistico più famoso e seguito d'Italia. Siamo già al terzo turno di questa fantastica competizione che è iniziata qualche giorno fa e per chi non lo sapesse stiamo parlando del campionato mondiale di scacchi. Quindi due giocatori che si sono qualificati, chi per elo come Ding Liren e chi per essere stato il vincitore del torneo dei candidati, dunque Ian Nepomniachtchi, si affrontano per l'assegnazione del titolo assoluto. Ci sono tanti aneddoti da ricordare su Ding Liren, sicuramente il suo record di imbattibilità durato tantissimo, vado un po' a memoria, ricordo per 123 partite consecutive. Dall'altra parte abbiamo Ian Nepomniachtchi, che qualcuno ricorderà essere stato lo sfidante di Magnus Carlsen, che attualmente è l'attuale campione del mondo. Come mai non si affrontano contro Magnus Carlsen? Perché i due si affrontano proprio perché il giovane giocatore norvegese ha rinunciato. Dunque siamo al terzo turno, la partita che vedremo oggi, come vedete, perdonate lo spoiler, però la grafica ovviamente fa intuire che c'è stato un pareggio, e dunque siamo al terzo turno dove vedremo la Nepomniachtchi con il bianco affrontare Ding Liren con il nero. Come vedete al secondo turno c'è stato il risultato che ha alterato lo squilibrio, quindi questa vittoria molto bella commentata da Christian qualche giorno fa, che vi invito chiaramente a vedere per la tattica e il retroscena che ci sono stati. Quest'oggi c'è stata una partita in cui il giocatore con il bianco, come spesso accade, ha provato a spingere. Cosa significa? Allora, quando noi giochiamo a scacchi, sicuramente avendo da bianco quella mossa in più, quella mossetta in più, sarà sicuramente più facile per noi cercare di conquistare quello che si chiama iniziativa, ossia cercare di prendere le redini del gioco, cercare di essere il primo ad attaccare e dunque di conseguenza obbligare il nostro avversario a giocare qualcosa che non vuole. Quindi solitamente da bianco questo concetto di iniziativa è più facile da raggiungere. Se ricordate, per chi ha visto cosa è accaduto al secondo turno, Ding Liren ha provato a creare un po' di squilibri, un po' di iniziativa con una mossa strana che poi alla lunga si è rivolta contro di lui, ed era quella famosa quarta mossa K3 che poi vedrete nel video di Christian. La partita è andata così: D4, cavallo F6, C4, pedone 6, e fino a qui tutto normale. Entrambi nel proprio repertorio hanno, sia da bianco che da nero, n.000 partite su questa posizione. C'è poco da dire se non nel fatto che il bianco, che è un giocatore molto tagliente, aggressivo, nel suo repertorio ha molte più partite, quindi attenzione, nel suo repertorio ha molte più partite con 1 e 4, e quindi qui, decidendo di giocare D4 e poi C4, potrebbe già far capire al nero che probabilmente lo voleva portare su un territorio ben concreto, su una posizione concreta, per poi cercare magari di sorprenderlo. Il nero, quindi Ding Liren, ex giocatore con 2800 e più punti, adesso non mi ricordo bene fino a che punto sia arrivato, comunque Ding Liren è stato per tanti anni numero 2 al mondo dietro Magnus Carlsen, ovviamente è famoso appunto, come dicevo prima, per essere solido e capace di avere un record, quello di imbattibilità. La partita è andata così: D5 sulla scacchiera, quindi il bianco controlla il centro, il nero vuole dire la sua e decide di posizionare un pedone, e fino a qui c'è poco da dire. Alfiere G5 dopo il cambio è la scelta di Nepo, e questa mossa è già una mossa molto interessante che consiglierei a chi da bianco decide di giocare qualcosa di facile, dove crea un minimo margine di errore all'avversario, magari in questa sequenza di mosse. Qual è l'idea? L'idea, per certi versi, è un'idea un po' concreta. Vogliamo rimuovere o comunque sia dar fastidio al cavallo che difende il pedone centrale. Ok, questo pedone è difeso anche dalla donna, però in alcune circostanze il bianco vuole catturare per non perdere il pedone centrale o comunque sia per non alterare la struttura pedonale dell'arrocco.
la donna dovrebbe riprendere. A quel punto si crea il famoso tema di sovraccarico, dove un pezzo non può svolgere più ruoli e quindi alfiere G5 vuole giocare per queste idee. Chiaramente stiamo parlando di un livello tecnico, un livello di preparazione veramente alto e incredibile, quindi questi trucchetti, queste minacce semplici ovviamente non si verificano. C6, la scelta del nero. In alcuni casi è bene sapere che la donna si sposta sulla colonna C contro il lato di donna per indebolire e attaccare le case bianche. A questo punto il bianco continua con pedone E3, dunque H6 e l'alfiere si sposta in H4. Poteva catturare? Sicuramente sì, però finché siamo nella parte iniziale è bene sapere che più manteniamo gli alfieri in gioco, più potrebbe essere facile in futuro prendere iniziativa. In questa posizione, fossi il nero, non mi preoccuperei tantissimo per aver spostato la donna magari in una casa esposta, semplicemente perché adesso, quando il bianco arroccherà, si ritroverà dal nulla contro una coppia degli alfieri, che potrebbe essere facilmente coordinata con una donna che per adesso non si trova in una posizione fantastica, però più avanti potrebbe senz'altro dire la sua. In partita è stata giocata dunque alfiere H4, alfiere 7. Alfiere H4 voleva mantenere l'inchiodatura, alfiere 7 si vuole semplicemente schiodare e rimuovere dal problema. Alfiere D3 per il bianco, arrocco corto, dunque donna C2. Donna C2 ovviamente è una mossa che posticipa lo sviluppo del lato di re, qualcuno già l'avrà notato. In altri video comunque sia spesso si dice cerchiamo di mettere il re al sicuro quanto prima, cerchiamo di arroccare corto se siamo il bianco prima del nero, ed effettivamente qui il bianco non ha fatto nulla di quanto ho appena detto. Il cavallo potrebbe essere sviluppato in F3, forse in E2, poteva farlo prima, però ha preferito giocare donna C2. Per quale motivo? In alcuni casi questo re deciderà di fare qualcosa di molto particolare, ossia arroccare sull'altro lato della scacchiera, quindi contro l'arrocco corto del nero il bianco vuole probabilmente impostare un arrocco lungo, e a questo punto il fatto di aver mosso il pedone in H6 potrebbe essere un problema. Quindi in questa posizione cerchiamo da bianco di spingere il pedone in G4 per poi andare in G5 e creare quello che si chiama valorizzazione del punto di contatto per rovinare subito la struttura pedonale al nero. C'è anche da dire che questa mossa, secondo me, ha anche un aspetto psicologico importante, perché 2 giorni prima, dunque alla partita numero 2, dove Nepo è riuscito a battere Ding Liren, Nepo è riuscito a prendere l'iniziativa contro Ding Liren perché lui ha mosso il pedone H del proprio arrocco corto e poi manovrando è riuscito a spingere un pedone a contatto del pedone H per creare dei problemi. O meglio, quella era l'idea che poi ha portato ad altri problemi per Ding Liren. Quindi donna C2 è una mossa di attesa e dopo torre 8 cavallo E2. Il bianco non vuole ancora far capire cosa fare e nel mentre fa mosse che comunque sia sono utili. Cavallo BD7 per il nero, arrocco corto. A questo punto, dopo quello che chiamo un po' di bluff, quindi cerchiamo di temporeggiare un po' per non far capire cosa vogliamo fare per poi giocare quello che avremmo potuto fare prima. Ok, arrocco corto è una mossa tranquilla, si gioca entrambi con arrocchi sullo stesso lato e questa decisione probabilmente è dovuta al fatto che la torre sia stata mossa in E8 e qualcuno potrebbe dire cosa serve una torre in E8? Sicuramente la torre in E8 serve per lasciare casa libera un pezzo che si può manovrare. Ad esempio in caso di arrocco lungo potrei giocare con cavallo F8. A questo punto il cavallo svolge un ruolo difensivo importante quale controllore, un controllore importantissimo della casa H7, quindi di questo ingresso del bianco. Dopodiché, senza pensarci un po' troppo, sono pronto da bianco, o meglio da nero, ad avanzare i miei pedoni. Li avanzerò come se non ci fosse un domani, attaccando quanto prima il re avversario e vediamo un po' chi arriverà prima. Nel momento in cui avanzerò i miei pedoni, quindi potrebbe essere questa una posizione possibile, ovviamente il pedone C6 è il punto più debole, è colui che regge, tra virgolette, la baracca
e chiaramente potrebbe essere un punto di mira del bianco. Il problema è che quando il bianco cercherà di dar fastidio e catturare questo pedone C6 si ritroverà contro qualche pezzo pesante, quasi sicuramente la torre, che vuole attaccare e dar fastidio proprio su quella colonna. A questo punto torniamo indietro, facciamo un passo indietro e vediamo un po' com'è andata la partita. Arrocco corto, pedone A5, pedone A3. A5 serve per conquistare spazio, A3 vuole dire la sua perché in alcuni casi si prepara anche lì il bianco a giocare B4, giocando un'avanzata che in alcuni manuali, e comunque sia, è quella tipica coordinazione che chiamano attacco di minoranza, quindi l'isola pedonale più piccola che vuole cercare di prendere spazio contro l'isola pedonale più grande. Quindi questi due pedoni che ho colorato di rosso, il bianco li prepara per portarli in avanti e, come in tutte le favole con un lieto fine, cercare di conquistare spazio. La partita prosegue, cavallo H5, vogliamo togliere questo alfiere, dopo alfiere per E7 la donna riprende e dunque torre 1. Torre 1 è veramente strana, questa è una mossa che chi conosce queste posizioni potrebbe immaginare, e altrimenti vi dico, ok, che mossa strana. Mossa strana quanto brutta, perché la torre in F1 a quel punto lì che non ha più mosse e ovviamente non sta per nulla bene. Qual è il piano? Il piano è giocare F3 E4 e quando vogliamo spingere il pedone bianco in E4 qualcuno dovrà difendere e sostenere quell'avanzata e quindi mi serve una torre in E1 che si prepara proprio a fare questo. La partita prosegue, cavallo F8, cavallo C1 e dopo cavallo F6, pedone F3. Pedone F3 è utile per due motivi: evitiamo il salto del cavallo in E4 e ci prepariamo noi stessi ad avanzare con il pedone in E4. Cavallo E6 evita la spinta, altrimenti il nero cattura qui al centro, e quindi cavallo E2 nuovamente per manovrare. C'è anche da dire che in questa posizione il bianco è vero che è una posizione solida, ma il nero non è in grado di prendere iniziativa, il nero non è in grado di attaccare se non creando degli squilibri che Ding Liren decide di accettare. Quindi giocando C5 si crea e si altera un po' lo squilibrio. Anche questa cavallo E2 da parte del bianco direi che è una mossa psicologica, perché io da bianco so che la mia posizione è pari e equilibrata, vediamo fino a che punto il mio avversario è disposto a forzare, perché C5 porta a una posizione tra virgolette un po' più brutta da giocare, più facile da giocare per il bianco, perché come vedete dopo queste mosse alla fine questo pedone che sto colorando resta lì al centro della scacchiera ed è il tipico pedone isolato, colui che non può più essere difeso da pedoni è colui che sarà soggetto a tutti gli attacchi e le manovre del bianco. La partita prosegue, donna D2 cerca di bloccare questo pedone, alfiere D7 e dopo i cambi lo blocchiamo. Effettivamente in questa posizione il bianco sta leggermente meglio, ma Ding Liren trova il piano corretto, perché dopo cavallo B6 è vero che il pedone D5 è brutto, ne ho parlato malissimo di questo pedone, però il pedone D5 ha anche qualcosa di favorevole, diciamolo. Quindi questo pedone vuole sostenere un cavallo che salta lì in C4 e chiaramente potrebbe dar noia contro B2, la possibile donna che resterà lì e il pedone in E3. Pedone D5, ok, ne ho parlato male, però anche lui chiaramente ha qualcosa di positivo. Torre D1, tipica manovra per giocare contro il pedone arretrato, quindi il pedone arretrato e il pedone isolato, mettiamo tutto contro di lui. Cavallo C4, donna F2 e a questo punto dopo torre C8, cavallo A4. Qual è l'idea? L'idea è rafforzare la posizione per poi con calma cercare di attaccare. Donna E7, torre 1 e adesso donna F6. Tutto il piano del nero gioca sulla casa o comunque sia sulla possibile cattura in D4. E chiaramente il nero vuole cercare di giocare anche lungo la diagonale nera, in particolar modo cercare di attaccare e dar fastidio sul punto B2. Cavallo B5 sulla scacchiera, quindi cavallo C7 vuole scacciarlo. In questa posizione accade qualcosa, perché il cavallo nero torna indietro e di per sé quando i pezzi tornano indietro non stanno mai bene, per scacciare il forte cavallo bianco che è andato in avanti. Il bianco non è d'accordo, non vuole cambiarlo, torna indietro e la posizione si ripete per 3 volte. A questo punto, per chi
ha un po' di esperienza sa che dopo una triplice ripetizione si decreta il pareggio. Per quale motivo Nepomniachtchi decide di non cambiare, perché se volesse spingere potrebbe anche accettare questa posizione qui. Allora, prima di tutto direi che è una posizione equilibrata, perché questo cavallo comunque sia garantisce un po' più di spazio al nero, e probabilmente, visto che il bianco è in una situazione di vantaggio, ha vinto già una partita, non deve assolutamente correre dei rischi. C'è un'intervista molto bella rilasciata dal giocatore russo che dice: dopo 13 partite finalmente ne vinco una. Per quale motivo 13 partite? Perché nell'incontro precedente, nella sfida precedente contro Magnus Carlsen, di fatto ha soltanto perso e pareggiato. La partita è andata così. Quindi rivediamola: D5 catturo, e quindi su questa variante di cambio alfiere G5 interessante per far pressione sul punto D5. Pedone 3 H6, alfiere per F6 possibile, però quando creiamo delle inchiodature, finché le riusciamo a mantenere il più possibile, è molto meglio per noi. La partita prosegue in questo modo, e dopo torre 8 cavallo 2, cercando di non far capire se vogliamo arroccare corto, forse lungo, finché, raggiunta questa posizione, il bianco si pronuncia sul lato di donna, dove vuole cercare di prendere spazio con la spinta del pedone in B4. La partita continua, cavallo H5, cercando di rimuovere il forte alfiere bianco. Questa rimozione avviene con successo, e torre 1, che è una mossa tanto brutta quanto forte alla lunga, semplicemente perché vogliamo, come dicevo prima, spingere in F3 per poi in futuro sostenere la spinta in E4. La partita prosegue in questo modo finché Dingliren dice: ok, qua devo fare qualcosa, ci devo provare, correrò qualche rischio, però ci provo, e dopo questa sequenza di mosse si raggiunge questa posizione di equilibrio. Vengono cambiati dei pezzi, il bianco gioca contro un pedone isolato, il nero gioca per conquistare un po' più di spazio attraverso la manovra del cavallo in C4 che raggiunge, e raggiunta questa posizione non c'è nulla di meglio per il bianco che saltare in B5 e conquistare spazio, ma l'ero non è d'accordo e decide di scacciarlo. Dunque, ripetizione di mosse, e il punteggio dice 2-1 per Nepomniachtchi. Quindi parziale di 2-1, una vittoria in più per il giocatore russo. Tutto da rifare, restate sintonizzati sul canale, perché ogni partita verrà commentata. Domani credo che ci sia il commento di Andrea, ho fatto uno spoiler, e poi a seguire ci alterneremo Christian, io e Andrea. Ciao a tutti, seguite i social, commentate, a presto!